Il Veneto gioca d'anticipo e mette il governo di fronte a una scadenza precisa. Entro il 16 maggio Roma dovrà dare una risposta, positiva o negativa, sull'effettuazione del referendum sull'autonomia veneta, sapendo che, anche in caso di risposta negativa, il Veneto farà comunque la sua consultazione. La Regione si fa forte di una sentenza della Corte Costituzionale e di una norma che prevede quanto accaduto, ovvero l'invio di una mail certificata che fa scattare il termine dei 60 giorni dal 17 marzo per l'avvio del negoziato con il governo centrale. Noi sappiamo che trascorsi i 60 giorni lavoreremo comunque per celebrare questo referendum entro fine anno. Speriamo vivamente di farlo in election day, cioè farlo in contemporanea con l'altro referendum sulla Costituzione. Cos'è questa mail certificata per spingere Roma a lavorare entro 60 giorni? Cosa deve fare Roma sostanzialmente? Non sono scartoffie, lo prevede la legge, cioè tu notifichi il progetto, cioè avvii il negoziato, quindi Veneto avvia il negoziato con Palazzo Chigi per legge ha 60 giorni per rispondere, dopodiché si avvia il referendum. Con in testa l'idea di un Veneto con le caratteristiche delle province autonome di Trento e Bolzano, se la proposta fosse calibrata sull'attuale articolo 116 che la riforma Boschi vorrebbe in qualche modo modificare o depotenziare secondo l'ottica veneta. La riforma Madia che dice i direttori delle ASL te li nomina Roma, magari mandando quelli della Calabria, non lo fa nessuno. In Germania mandano quelli dei Länder che funzionano nei Länder che non funzionano. Noi facciamo il contrario, mandiamo da dove non funziona, dove funziona, così distruggono tutto. Cioè questo abbiamo fatto il censimento di tutti i punti che costituiscono un ostacolo allo sviluppo economico e sociale del Veneto. E quelli li vogliamo abbattere. Una proposta che quantificata vedrebbe questi vantaggi per il Veneto, secondo lo studio del professor Antonini. Una ventina di miliardi di euro, che equivale più o meno al nostro residuo fiscale, sono 19 miliardi e 4, significa per noi avere tutta la sanità, significa per noi avere tutta l'istruzione, avere le soprintendenze, il demanio, avere i 9 decimi delle tasse dell'IRPEF, dell'IVA e ovviamente IRES.